punti barra barra e se sono stato bravo me lo sono incollato. Ok, dove navigo in target self, oppure posso decidere di usare quella cosa che adesso non è più valida perché ho avuto sì la bannata, però di usare il self, new, eccetera eccetera. Lasciamolo così. A questo punto F5, sto morendo, allora, ok, quello che succede è che funziona tutto come prima, però funziona anche. Per cui abbiamo che possiamo accedere al sito www.maschio.org. Tra l'altro mi ha detto preso self, per cui è la stessa pagina di prima, se no gli facciamo new, aprire un'altra pagina, eccetera eccetera. Ho fatto un'applicazione già pronta, 5 minuti, ok? Quanto la vendiamo? I behavior ce ne sono tantissimi. Quello che magari possiamo andare un po' a vedere velocemente, poi magari lui ci farà vedere, anzi direi che loro ci faranno vedere un pochino come hanno sviluppato l'interfaccia scena di quei due pezzetti di prima in maniera più efficiente. E quello che voglio dire è che questa Blend funziona come tutto VPF attraverso un meccanismo di template. Io posso editare, ad esempio, come viene rappresentato questo template con cui viene fatta la mia lista. Quindi posso editarne una copia che chiamerò una list box, do un nuovo stile alla mia list box, in realtà sarà un template. La cosa carina è che adesso io sono dentro al template, posso prendere ad esempio, se riesci, posso prendere l'item presente del mio template e via, ok, poi non mi viene.